Come di consueto, qui dalla sede della Protezione Civile del Veneto per una sintesi di quanto è stato detto oggi in conferenza stampa. Ci sono due nodi da risolvere prima della definizione del nuovo decreto che dal 26 aprile prevede riapertura e ritorno a scuola al 100% degli studenti, e questo tema sarà al centro dell'incontro Stato-Regioni previsto in serata, dove i presidenti porteranno le proprie proposte, tra cui presenza facoltativa e presenza minore del 100%, perché mancano in bus. In Veneto ne servirebbero altri 1000. Sinceramente io ci vedo due forse prioritarie, che o ridurre il 100%, diciamo, a una sostenibilità, che arrivi a un livello più sostenibile dal punto di vista trasportistico, ma dovremmo oppure pensare di puntare all'aspetto della facoltatività della presenza, come fa la Puglia ad esempio. La Puglia fa questo, lo fa da mesi, però sentite, sono solo due idee, siamo ancora a blocco di marmo, ancora senza scalpellate. E quindi io dico sia l'apertura delle scuole, su questo non si discute, come si può dire, ormai è una decisione che si è consolidata, però dobbiamo farlo in sicurezza. Dal 29 aprile le forniture di vaccini dovrebbero garantire 40.000 dosi al giorno e domani si dovrebbe presentare il tabellone con le previsioni della data di vaccinazione per ogni anno anagrafico. Considerati i dati del contagio, entro la prossima settimana dovrebbero procedere anche al ripristino delle attività ospedaliere ed ambulatoriali ordinarie sospese in fase di emergenza. Il 29, cioè c'è questo lasso di tempo, ci portano con gli arrivi. Voi sapete che arriveranno di più dosi di Pfizer nelle settimane, non in questa settimana ma dalla prossima settimana mi sembra. Ci dicono dovete arrivare fino alle 40.000 somministrazioni al giorno. Voi sapete che noi ci eravamo già arrivati molto vicino, perché mi sembra che in una delle punte avevamo fatto 37.000, quindi insomma di fatto ci siamo, non è un problema di capacità la nostra, perché l'avevamo già, ma poi di divisione rispetto ai giorni della settimana e tutto il resto.